in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, bentornati a Panorama Sardo. Oggi in piena estate, questa sera vogliamo raccontarvi la storia. Una storia dell'acquario di Calagonone, che è una storia di accoglienza, di turismo, ma di una forte identità sarda che si rispecchia nella natura fantastica di Dorgali e Calagonone. E allora andiamo a ritrovare Flavio Gagliardi, il direttore dell'acquario. Ben trovato a Panorama Sardo. È una stagione da numeri importanti. Ben trovati a tutti voi, sì, è una stagione bellissima, positiva, quindi noi siamo molto sereni, come sempre siamo in linea e quindi i turisti, soprattutto i visitatori che vengono, escono mediamente molto soddisfatti e quindi questo è il nostro miglior risultato. Voi arrivate da punti importanti della vostra azienda, l'acquario si immerge letteralmente nel tessuto connettivo e sociale di Dorgali, Calagonone nel Golfo di Orosei. Il vostro primo unicum che avrà anche una risonanza internazionale, perché ci sarà un dibattito proprio su questo, ce lo descrive? Beh, diciamo l'unicum è successo qualche tempo fa ma va avanti, è la nostra squala ispera, uno squaletto, un palombo, la specie mediterranea, uno squalo inoffensivo, però nata senza papà, nata direttamente da una mamma, il termine è un po' complicato in biologia, è partenogenesi, vuol dire che senza fecondazione del maschio è nata un'altra pesciolina e quindi la femmina ha fatto tutto da sé e questo perché è una scoperta, perché non era mai successo prima in questa specie, non succede praticamente mai nei vertebrati se non in qualche serpente, è qualcosa di un fenomeno biologico comune negli insetti, ma nei vertebrati non era mai stato descritto e casualmente noi, allevando per 10 anni 2 femmine, abbiamo potuto certificare il fatto che questa nuova nata è identica geneticamente alla mamma, una cosa straordinaria. Quindi un qualcosa che è accaduto, è unico al mondo, vero? Mi diceva prima a telecamere spente. Sì, assolutamente, è unico al mondo e appunto si è incastrato in una casualità, il fatto che noi con collaborazione con i pescatori qui di Calagonone negli anni avevamo ritrovato solo 2 femmine di palombo e poi a un certo punto un giorno ce ne siamo trovate 3, incredibile. Un'altra vostra caratteristica è un ospite, possiamo dire, a 4 zampe, non acquatico, è una volpe che voi avete salvato da un incendio. Sì, la storia è molto bella, non soltanto noi perché è una storia diciamo collegata alla regione Sardegna, ai forestali, al corpo forestale, è un incendio che ci fu nell'Oristanese diversi anni fa e in questo incendio, come sappiamo, negli incendi è un disastro non solo per le piante ma soprattutto anche per gli animali e questa volpe fu salvata dalla clinica Due Mari di Oristano dove fu portata curata, però ha avuto dei danni irreparabili, quindi non ha più le unghie, con le zampette non può scavare. Quindi la regione Sardegna all'epoca ci chiese perché non creiamo uno spazio dove gli studenti che vengono a visitarvi ogni anno nel periodo di aprile-maggio possono ricevere queste informazioni e far diventare questo animaletto non più liberabile in natura un ambasciatore, diciamo, della difesa della natura, che poi è quello che l'acquario deve fare, un punto per sensibilizzare su problemi ambientali. Le attrazioni sono davvero tante perché voi, mi corregga se sbaglio, voi censite anche tutti i vostri ospiti, li portate in percorsi che sono anche percorsi naturalistici perché avete una forte collaborazione proprio con i pescatori che sono i guardiani del mare. Sì, questo l'abbiamo stabilito da sempre
Localmente ovviamente per noi è più facile con la piccola pesca locale, ma anche con le grandi barche che fanno base a Gonone, ma in realtà ormai negli anni l'acquario si è radicato da Mistras, dallo stagno di Mistras a San Teodoro, a molti altri posti dove comunque la rete di contatti ogni tanto ci avverte, dice guarda abbiamo trovato questo animale che vi interessa, e noi abbiamo tutte le autorizzazioni ovviamente per procedere, perché l'acquario, vi ricordo, è l'unico parco zoologico della Sardegna, diciamo ai sensi della legge che regola i giardini zoologici. Voi siete sempre alla ricerca non della novità ma della cultura. All'ingresso è posizionato un pannello che a breve la sua responsabile ci descriverà nei particolari, ci accenna di cosa si tratta? Beh sì, diciamo noi cerchiamo, la nostra cosiddetta mission, insomma il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare. Noi facciamo ricerca assieme agli enti che fanno ricerca, quindi alle università, ma noi dobbiamo sensibilizzare il grande pubblico. Immaginate, sapete, siamo a fronte mare, il grosso del turismo è un turismo balneare che viene anche un po' per rilassarsi, stare all'aria condizionata, al fresco in questo caldo incredibile, quindi dobbiamo avere dei messaggi molto immediati. Uno di questi appunto è questa nuova installazione che abbiamo realizzato, appunto una installazione di acquaponica. Sostanzialmente l'azoto e il fosforo prodotto dai pesci servono per produrre delle ottime verdure, delle ottime insalate, un ottimo basilico che peraltro ci siamo già mangiati, che comunque diamo da mangiare ai pesci, quindi è un ciclo chiuso ed è un'operazione molto interessante anche per la didattica sulle scuole. Quindi la scienza non è noiosa come pensa qualcuno, ma è creatività. Beh, certo, l'approfondimento a volte può essere faticoso, ma sostanzialmente il nostro compito è quello di trovare le parole chiave, i modi per trasmettere un messaggio in modo più accattivante e divertente possibile. Questo lo facciamo da sempre, cerchiamo di farlo da sempre, e devo dire che i visitatori ci riconoscono che i ragazzi, soprattutto i più piccoli, quando vengono qui si divertono molto e quindi probabilmente si ricordano anche l'esperienza. Direttore, io mi permetto di dire, ho avuto la fortuna di essere qui nei primi momenti delle vostre installazioni, no? In questo territorio dove c'erano davvero tanti buoni propositi, tante belle idee. Le posso dire che a distanza di alcuni anni tutto questo si è realizzato, ma le chiedo, qual è ancora l'idea che lei vorrebbe applicare in questo meraviglioso contesto? Diciamo che noi avevamo un progetto di ingrandire la struttura che per ora è risultato troppo complesso. Sicuramente sarebbe stato un meccanismo di svolta per noi, diventare più grandi, più importanti e quindi attrarre maggiormente. Questo si è un po' arenato, non per colpa nostra, non per colpa del Comune, anzi colgo l'occasione, tutte le giunte che si sono susseguite hanno sempre dato, del resto siamo a casa loro, siamo a casa del Comune di Dorgali, sempre dato una gran spinta. Auspicherei che si potesse andare avanti in quello che è l'area marina protetta, che comunque, ricordiamoci, questa è un'area di reperimento, vuol dire che è un'area che il Ministero dell'Ambiente ha identificato come un'area importante di essere regolamentata. E in una prospettiva di salvaguardia forse sarebbe un grosso passo in avanti per tutti, però dobbiamo essere tutti d'accordo a recepire questo percorso e per ora mi sembra siamo un po' indietro tutti. Le chiedo ancora, siamo a metà della stagione circa, più la stagione spalla che è quella un po' che dà un po' di respiro sulla tranquillità, ma si continua a lavorare, diciamo così. E i numeri di quest'anno sono numeri quantificabili in quanti visitatori? Diciamo l'acquario normalmente si attesta dai 48.000 ai 52.000 visitatori, 55 se siamo più fortunati. I numeri quest'anno sono in linea con l'anno scorso, considerate che l'acquario è anche una grossa alternativa per il maltempo per tutta la regione. Quando comunque c'è un gran maestrale dal nord della Sardegna non si riesce a stare in spiaggia e si viene a visitare l'acquario, quando arriva un po' di mare mosso, e quindi è un'alternativa un po' per tutti. Maggio e giugno in questo senso ci hanno un po' aiutato con le grandi piogge che ci sono state, però in linea di massima noi non siamo soliti lamentarci, viene bene, stiamo in una direzione giusta, siamo soddisfatti e ripeto, più che altro quello che ripeto sempre a tutto il nostro staff è cerchiamo di capire come i visitatori escono dalla visita e mi sembra che siano sempre molto sorridenti, i questionari ce lo confermano, quindi ci teniamo quello che sta arrivando. A volte ci sono stagioni con un pochino meno pubblico, però la nostra impressione è che sia una stagione comunque buona. Noi di Panorama Sardo vi possiamo assicurare che il viaggio vale il luogo per tutta una serie di motivi.
culturali, identitari e soprattutto di novità. E allora sentiamo la responsabile dell'acquario che ci descriverà questa nuova tecnologia. Con le immagini del nostro Antonio Carta andiamo a vedere tutto quello che l'acquario di Calagonone ci può prospettare e la linea poi andrà alla regia. Continuate a restare con noi. Panorama Sardo, un'estate attualità. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up. Una delle novità dell'acquario di Calagonone è la verdura in coltivazione come un piccolo orto a casa, ma lei, responsabile dell'acquario, ce la descrive? Certo, l'acquario è sempre molto attento a tutti gli aspetti ambientali. Uno dei problemi che si porrà a brevissimo, nel futuro prossimo, sarà quello della scarsità di risorse idriche. L'acquaponica è un metodo di coltivazione di vegetali che permette di risparmiare fino al 90% di acqua e sposa due metodi diversi: l'acquacoltura, cioè l'allevamento degli animali in acqua, e l'idroponica, che è l'allevamento dei vegetali. Attraverso la fusione di questi due sistemi arriviamo a un metodo che permette, partendo da una vasca di animali d'acqua dolce, di arrivare a questo risultato, quindi di avere un orto in casa. È facilissimo da installare anche in qualsiasi nostra abitazione, se si ha una veranda coperta, se si ha una stanza che non si utilizza. Permette non solo di risparmiare risorse, ma anche di risparmiare dal punto di vista economico. Si ha un orto sempre di verdura fresca in casa da poter consumare per i propri bisogni domestici. Quindi abbiamo un sistema che integra due coltivazioni di acqua dolce di allevamento e quella della coltivazione di acquaponica. Sposa l'allevamento degli animali in acqua dolce e la coltivazione di piante. La chiave è il risparmio della risorsa idrica, è il futuro sostanzialmente, è una delle strade, non è la soluzione di tutti i problemi, ma è una delle strade che la comunità scientifica al momento sta proponendo, sta studiando, perché saremo sempre più numerosi sulla Terra e la scarsità di risorse già si fa sentire. Vediamo già quest'estate come la scarsità di piogge in autunno e in primavera ha portato a una scarsità idrica in questo periodo di grande caldo, per cui la strada è sicuramente il risparmio delle risorse perché possano bastare per tutti. Quindi sarà anche l'occasione per rendere didattico. Voi avete sempre un buon numero di scuole che vengono qui per la didattica, questo è un valore aggiunto. Dopo 2 anni di blocco forzato a causa della pandemia, quest'anno abbiamo ripreso alla grande con le scuole della Sardegna e sicuramente questo aspetto per le scuole, per i docenti e per i ragazzi è stato sicuramente molto interessante, un valore aggiunto.
Dai, signora! C'è solo un modo per uscirne. Ma tutto questo da oggi finirà. Maccio Capatonda, Bebe Vio, la mia ragazza, la mia foto e la lentissima Diana Coleman. Muoviti! We Hybrid, il calma guidatore. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Prenderà il via dal 2 settembre l'edizione 2023 di Autunno in Barbagia, la manifestazione promossa e organizzata dall'azienda speciale Aspen e la Camera di Commercio di Nuoro. I dettagli dell'edizione sono stati illustrati a Cagliari presso la sede dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Quali saranno le novità? Diciamo che le novità sono quelle che ci siamo sempre. O meglio, a parte il periodo pandemico che sicuramente ci ha limitato, proseguiamo la nostra attività. La prima novità è che sicuramente abbiamo un paese in più quest'anno, sono 33 le tappe di questo circuito, il periodo è sempre da settembre fino a dicembre, quindi diciamo quasi 4 mesi completi di evento promozionale che rende Autunno in Barbagia uno forse degli eventi più importanti della nostra regione perché è il più lungo in assoluto e con il maggior numero di visitatori che superano ormai le 500.000 presenze, quindi siamo contenti dei risultati ottenuti, andiamo a migliorarli quest'anno e il grande vantaggio tangibile è quello che poi le nostre comunità dal punto di vista economico misurano effettivamente il risultato positivo della presenza dei visitatori che sono tantissimi nelle tappe di Autunno in Barbagia. Qual è il nome della new entry di quest'anno e come mai avete scelto di inserirlo? Hanno scelto loro, si chiama Loceri, un piccolo paesino e il grande piacere esattamente che le piccole comunità come loro che hanno già difficoltà normalmente a gestire la quotidianità sono in grado di realizzare nel loro piccolo paese degli eventi così importanti che raggiungono tra l'altro la capacità di attirare 10.000-15.000 persone nel fine settimana che sono un numero sconvolgente rispetto a paesi che hanno 2.000 abitanti, quindi grandi complimenti per il lavoro che fanno loro. L'obiettivo è sempre quello di destagionalizzare il turismo?
L'obiettivo è quello di spingere una nuova stagione, che è quella che normalmente sfruttiamo poco, che è l'autunno, che comunque dal punto di vista climatico ha condizioni assolutamente accettabili. Abbiamo ancora voli almeno fino alla fine di ottobre, quindi ci sono settembre-ottobre che sono 2 mesi importanti di arrivo dei turisti. Abbiamo le presenze diciamo, regionali che sono comunque un numero rilevante, ma abbiamo ancora molti italiani che raggiungono la Sardegna in quel periodo. Dobbiamo provare a spingerci verso novembre e dicembre, che sono comunque periodi che chiaramente hanno un flusso turistico più basso, ma che hanno grandi opportunità ancora da sfruttare. Partecipano qualcosa come 2.500 imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio a questo circuito e produciamo un valore aggiunto, cioè una capacità di produrre fatturato in questo periodo che supera i 10 milioni di euro, quindi a fronte del nostro investimento che è intorno ai 400.000 euro annui, diciamo che è un bel risultato. Perché Autunno in Barbagia arriva quasi al 30° anno, questo è un grande successo della Camera di Commercio di Nuoro, di questa bellissima idea. I comuni che partecipano a Autunno in Barbagia sono circa 33-34, quindi ne è aumentato anche un altro. Qui dal 2 settembre a dicembre avremo una valorizzazione dell'interno della Sardegna, ecco perché io un richiamo lo faccio ad allungare la stagione, ad aprire le strutture ricettive, perché probabilmente se noi riusciamo a far decollare come promozione Autunno in Barbagia, non che sia un volano di promozione solo per i sardi, ma noi dobbiamo fare un richiamo turistico di far venire gente da fuori, ma quando uno va a prenotare vede chiuso, è chiaro che poi ha delle difficoltà a venire in Sardegna. Quindi dobbiamo superare queste difficoltà, perché la Sardegna tende a essere come obiettivo una Sardegna vissuta tutto l'anno. Andare oltre il mare è questo, ci servono tutti, qui gli albergatori svolgono un ruolo principale, ma devono ritornare ad essere proprio il centro dell'attenzione del turismo mondiale, a favore della Sardegna ovviamente. Autunno in Barbagia è uno sviluppo economico a favore della Sardegna e dei sardi, è una cartolina di promozione importante, non può rimanere ferma solo alla Sardegna. Ecco, dobbiamo cercare di promuoverla più possibile fuori dalla Sardegna, ma per fare questo bisogna anche creare le condizioni che poi quando la gente viene in Sardegna trovi anche i servizi. In questo momento, in questi 30 anni di storia, Autunno in Barbagia ha dato dei dati importanti economici. Molta gente in questo periodo tra settembre e dicembre ha un reddito per tutto l'anno, quindi vuol dire che funziona perché è un momento anche commerciale, economico, di ricchezza, e invece l'aspetto turistico per me è quello che è importante per la Sardegna, è la promozione che si fa dell'interno della Sardegna, quindi la valorizzazione dei territori. In molte iniziative di Autunno in Barbagia trovate i piccoli comuni della Sardegna con i B&B, gli hotel pieni, quei 1, 2, 3 giorni, perché catturano l'attenzione, si vivono tradizioni, si degusta, questo è Autunno in Barbagia, quindi si ha che incontrare e valorizzare il territorio dell'isola, l'interno della Sardegna, ma soprattutto si apprezzano tutto ciò che si vende dalle persone che sono lì, che presenziano in queste giornate. Quindi Autunno in Barbagia è un grande momento di valorizzazione dei territori. Valorizzare l'interno è un grande momento significativo per l'economia della Sardegna, quindi grazie alla Camera di Commercio e grazie a tutti gli operatori che si prestano anche con giornate pessime, di pioggia, vento, a stare lì a offrire servizi. Abbiamo bisogno anche di questo, quindi grazie Luce alla Regione Sardegna a favore di chi organizza. Io ho letto che invece di apprezzare gli arrivi che sono dati certificati, un quotidiano regionale diceva ma le presenze sono diminuite. Beh, io dico, ma vi pare che una famiglia che spende 1.500 euro per venire in Sardegna o nave o aereo resti 2 giorni? È impensabile, quindi non è quello. È che le presenze non sono più certificate dai soli hotel, ma vanno in altre strutture che si chiama anche alberghiero. Intanto gli arrivi sono superiori da sempre, i numeri sono quelli. Le presenze possono essere senz'altro diminuite perché è diminuito il potere d'acquisto delle famiglie, la busta paga è sempre più povera, ma non è solo una questione di trasporti. La busta paga è più povera perché la famiglia italiana o il turista in generale ha subito un'inflazione talmente alta che non è sopperita dall'aumento della busta paga. Questo non ci vuole mica uno scienziato per capire che sostanzialmente chi ha una busta paga è più povero, ha un potere d'acquisto inferiore. La famiglia non regge più una cara vacanza per venire in Sardegna. Eppure la gente col caro trasporti, guardate i numeri, lo ripeterò sempre, i numeri sono a favore nostro, controtendente a ciò che si diceva del caro trasporti, quindi c'è qualcosa che non quadra. Dove va? Ecco, dove va il turista quando viene in Sardegna? Probabilmente non è più
negli hotel o in gran parte come si andava prima e sceglie una casa vacanza che magari risparmia, magari lo vediamo meno in ristorante e lo vedete più in pizzeria o magari cucina a casa. Ecco come è cambiata purtroppo per causa della busta paga più leggera del budget familiare. In base al budget familiare la famiglia decide cosa fare, però una cosa ha deciso, la destinazione in Sardegna è aumentata. Cioè questo è un dato di fatto, quindi la gente sta arrivando, ovviamente poi tireremo le somme a fine stagione perché abbiamo ancora agosto, settembre, ottobre, quindi i numeri saranno in crescita, ovviamente poi vediamo questa crescita quanto vale. È chiaro che sotto gli occhi di tutti che una parte del settore turistico è in difficoltà economica, quindi c'è una crescita economica diversa. Maggiori presenze con una potenzialità economica di spesa inferiore. Questo è sotto gli occhi di tutti. E cosa facciamo? Avete un'alternativa? Abbassate i prezzi. Se avete un'alternativa, io l'unica alternativa che avrei è dire, dal momento che sappiamo che c'è questa crisi economica mondiale, e soprattutto in Italia abbiamo un'inflazione alta, allora adagiate l'offerta in base alla busta paga. Non si può diversamente pensare che se abbassiamo i costi tanto non li abbassiamo noi perché sono i vettori che abbassano i costi di trasporto. Si possa risolvere il problema del turismo? È impensabile. Poi magari vanno in ristorante una famiglia in 4 quanto può spendere. È chiaro che c'è un discorso molto più ampio da fare, perché non è che se noi avessimo la condizione favorevole di avere i costi agevoli come li vorremmo noi, poi magari possono spendere in ristorante o nell'hotel altre cifre. Non è così, siamo onesti, almeno siamo onesti, insomma, la vacanza in Sardegna è cara anche per noi sardi. Provate ad andare a farvi una settimana in un resort in Sardegna, scegliete quello che volete, poi vediamo se lavorando marito e moglie potete permettervi una famiglia a spendere 6.000 euro o circa per una settimana di vacanza. È chiaro che va fatta una riflessione. Però la Sardegna è questa, quindi dobbiamo puntare a un ragionamento di insieme di quale Sardegna vogliamo e quali obiettivi vogliamo raggiungere. Però le criticità non sono solo i trasporti, il caro trasporto è sotto gli occhi di tutti ed è un problema storico, ma il caro vita, il caro prezzi, anche quello è sotto gli occhi di tutti, viviamo tutti in questa bellissima terra e la spesa la facciamo tutti, soprattutto i soldi spendiamo tutti, siamo tutti turisti in ogni caso in Sardegna, però con meno possibilità di potere d'acquisto, questo bisogna dirlo in modo onesto, trasparente, però le cose possiamo superarle, la Sardegna la gestiamo noi, gli operatori, tutti siamo gestori del nostro territorio e quindi dobbiamo fare un ragionamento diverso perché a me arrivano tante indicazioni, tanti suggerimenti, ma arrivano anche tante segnalazioni da tutte le parti della Sardegna, da turisti che segnalano quanto pagano in tutte le strutture, quindi è meglio che non parli, insomma, dai, che facciamo una riflessione da buoni sardi, facciamo sistema, cerchiamo di recuperare tutto ciò che può essere recuperato. La Sardegna è sempre la regione d'estate, negli ultimi 4 anni ha catturato la maggior crescita di presenze turistiche in Italia, quindi dobbiamo essere grati di questa bellissima isola, però ovviamente ciò non toglie che la crisi economica deve farci riflettere. La busta paga degli italiani è sempre più povera e non solo quella degli italiani, l'inflazione è troppo alta, quindi il caro costo e il caro costi pesano sulle famiglie, i trasporti, il cibo, e purtroppo ahimè anche i mutui degli italiani col mutuo variabile ha pesato, purtroppo anche ha pesato, dispiace dirlo, ciò che è successo in Emilia Romagna, molte famiglie hanno perso tutto, non possono viaggiare, insomma tutta una serie di situazioni che devono far riflettere. La qualità dei servizi va migliorata, la scelta degli italiani e dei turisti che vengono in Sardegna ricade anche su una scelta che non è più quella dell'hotel ma delle che sta alberghiero. Quindi dobbiamo fare veramente una riflessione. Negli Stati Generali del Turismo che convocheremo a ottobre sarà un momento di discussione per così ripartire per la prossima stagione in modo più adeguato con un'offerta ancora più forte. Però il dato è certo, i dati sono certificati dai porti e dagli aeroporti, abbiamo i numeri maggiori da sempre, eppure si è parlato tutto il mese di luglio del caro trasporti, guardate nonostante ciò che c'è un caro trasporti i numeri sono aumentati, però ovviamente non ci dobbiamo adagiare su questi numeri, sarà anche agosto un buon mese,
serve fare un ragionamento di un'offerta turistica veramente al passo dei tempi, sia nella qualità dei servizi e sia anche nel contenere i costi. Non si può sempre dare tutta la colpa ai trasporti, guardate che non è solo quello. Venire in Sardegna oggi è caro, qui la riflessione è questa, e poi bisogna cominciare a parlare di fare aprire tutte le strutture ricettive da aprile sino a ottobre se vogliamo allungare la stagione. Non può essere che delle strutture aprono 3 mesi l'anno, giugno, settembre, non può essere una Sardegna che voglia vivere tutto l'anno che possa vivere di strutture che tengono aperto 3 mesi. Quindi una riflessione e un senso, io un richiamo al senso di responsabilità a tutto il comparto turistico. Godiamoci questo momento che è favorevole, però con le nostre difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io l'appello lo faccio veramente al buon senso di capire il momento che sta attraversando le famiglie italiane e soprattutto a tutto il popolo e al mondo del turismo in generale che si ritrova con difficoltà. Poi la Sardegna cammina e viaggia a più marce, la Gallura e il settore 5 Stelle non ha problemi degli aumenti, quello è un altro mondo, però quel mondo fattura il 50% del PIL del turismo di tutta la Sardegna. Poi c'è un altro 50% che è diviso tra grandi resort e hotel, quindi in sofferenza probabilmente c'è il 4-3 stelle e anche meno. E c'è una scelta diversa che si chiama extraalberghiero, quindi dobbiamo cercare di non escludersi l'uno dall'altro e soprattutto fare una riflessione di come possiamo viaggiare assieme per offrire una Sardegna sempre più accessibile e sempre più appetibile. Organizzerete un incontro con Federalberghi? Assolutamente, come sempre Federalberghi è il punto di partenza, non il punto di arrivo. Federalberghi rappresenta veramente il settore alberghiero, ma in Sardegna non c'è solo il settore alberghiero come offerta turistica e questo è un ragionamento ormai consolidato, quindi insieme con tutte le parti che esprimono e danno servizi dobbiamo unirci. Negli Stati Generali del Turismo sono tante le associazioni di categoria e lì serve per ripartire dalle camere di commercio a tutti coloro, dai rappresentanti degli alberghi, dell'extraalberghiero, tutti i comparti a noi ci fanno gola e ci servono. Ma vi do un dato simpatico, pensate che se andate a chiedere nei market, oggi stanno aumentando il guadagno dei market perché la gente sta andando a fare la spesa dei market, spesso non vanno manco in ristorante, questo la dice gran lunga, quindi il turismo c'è, però è un turismo anche così, con la spinta più ridotta rispetto al 2022. Il 2022 la gente va a dei grossi risparmi a causa della pandemia, 2 anni chiusi in casa e ha speso di più. Ecco, quest'anno abbiamo più numeri con una spesa più ridotta. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Per il coordinamento della Casa Rosa e il patrocinio dell'Assessorato Comunale della Cultura di Cagliari, il Festival Diverso per la 7ª edizione della rassegna Itinerari letterari storici dell'identità sarda. L'ospite d'onore l'80enne mitico pianista Bruno Canino per un appuntamento culturale solidale arricchito dalla masterclass della violinista Germana Porcumorano e dal concerto sinfonico dell'Orchestra Sciardana diretta dal maestro Raimondo Mameli, che è anche il rettore della chiesa di Sant'Agostino, teatro dell'evento. Maristella Casula, inizia il percorso della 7ª edizione. Sì, inizia il percorso della 7ª rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, quest'anno dedicato al Festival della lettura sociale dal titolo Il Diverso. Spieghiamo al telespettatore, quando parliamo di lettura sociale, a che cosa ci rivolgiamo? Beh, significa intanto che la rassegna vede il coinvolgimento nei successivi appuntamenti che si terranno a fine agosto, settembre ed ottobre di numerose associazioni che esporranno durante questa manifestazione dedicata alla lettura del sociale, quindi alla presentazione di libri che affrontino queste tematiche, però con un approccio diverso, un approccio culturale, un approccio artistico, con il coinvolgimento di relatori e il coinvolgimento di scrittori e scrittrici che provengono anche, una scrittrice in modo particolare che proviene dagli Stati Uniti e che tratteranno queste problematiche sulla violenza, sulla diversità, sull'autismo, eccetera. Le diverse associazioni esporranno con i loro banchetti, piccoli stand, il materiale informativo. Il materiale informativo è anche legato alla prevenzione. Ne cito alcune associazioni come ad esempio Mai Più Sole, oppure come la FIDAP, Giulia Giornaliste, Caralis Pink Team, il coordinamento delle diaspore, perché il diverso, il coordinamento regionale, perché il diverso è fatto anche di diverse etnie e quindi diverse culture. Abbiamo il coinvolgimento anche dell'associazione Diversamente, che è a fianco delle famiglie autistiche, e in più questo progetto, soprattutto per quanto attiene il concerto di domani, sarà dedicato in modo particolare ai bambini del Libano e infatti il ricavato del concerto sarà devoluto al progetto €1 per una matita. Già da diversi anni abbiamo organizzato delle raccolte fondi per i bambini del Libano e in particolare poi quest'anno siamo stati supportati da una branca del Movimento dei Focolari che si chiama Azione Famiglie Nuove, che segue proprio a Beirut i bambini in un centro di comunità. Sono 70 bambini, poveri fra i più poveri, ai quali Azione Famiglie Nuove e il movimento danno assistenza scolastica, danno supporto psicologico e anche assistenza legale. È un momento in cui noi abbiamo la possibilità di aiutare non soltanto i bambini libanesi, ma anche i bambini siriani e palestinesi che il Libano accoglie. Quindi è un'azione molto più che solidale, è un'azione proprio di fraternità universale alla quale noi crediamo come movimento e anche come associazione sul posto. Il padrone di casa, Don Raimondo, che è il rettore della chiesa di Sant'Agostino, quando c'è da parlare di sociale voi siete sempre in prima linea. Noi siamo in prima linea per il sociale, ma anche per la cultura, per l'evangelizzazione attraverso la bellezza. E con la Casa Rosa stiamo facendo partire un progetto orchestrale
domani debutta l'orchestra Sardana con i nostri migliori talenti e per l'occasione avremo la possibilità di accompagnare 2 grandi solisti, Germana Porcu, che è la insegnante del corso di violino della masterclass che si è tenuta qui a Sant'Agostino, e il maestro Bruno Canino, che non ha bisogno di presentazione, è una delle icone della storia del pianoforte. Siamo veramente onorati di averlo qui a Cagliari. La musica è una cosa associativa, certamente, aiuta a tenere insieme i suonatori e anche insieme la comunicazione tra esecutori e pubblico. E quindi penso che la musica non deve isolare, non deve essere una turis eburnea. E poi sociale, io ripeto, ho detto che mi piace, io leggo molto romanzi e adesso sto leggendo l'ultimo romanzo di Charles Dickens, che se quello non è un romanzo sociale voglio sapere quale lo è. Ma io non sono ospite d'onore, sono amico di tutti e cerco di fare del mio meglio assieme agli altri. Ed eccoci con l'assessore alla cultura del Comune di Cagliari che ci racconta la sua riflessione su questo progetto. Un progetto molto importante, significativo, che ottiene un contributo dell'assessorato alla cultura del Comune di Cagliari e che è declinato in numerosi rivoli delle espressioni artistico-culturali. Voglio ricordare tra le altre la lettura, ci sono numerosi spunti sociali molto importanti per la città, e poi la musica, che sarà la grande protagonista nella chiesa di Sant'Agostino, con delle eccellenze della musica da camera che per l'occasione verranno appunto a suonare in città. Credo che questo progetto sia davvero un valore aggiunto alla programmazione cittadina. Un valore sociale molto importante. Un valore sociale molto importante, il ricavato del concerto verrà devoluto per beneficenza, e un altro aspetto molto importante è il fatto che ci saranno delle masterclass che consentiranno ai giovani talenti di imparare, di migliorarsi con la musica attraverso delle lezioni con dei grandi maestri, allo stesso tempo anche di confrontarsi con altri contesti nazionali e internazionali. E siamo alla conclusione di questo speciale, la più giovane delle protagoniste. Sì, innanzitutto voglio ringraziare per l'ospitalità, sono molto legata alla mia terra, quindi sono molto contenta di aver portato in Sardegna tantissimi talenti provenienti dal Conservatorio di Milano, dove sono docente, dal Conservatorio di Bergamo, dalla Lettonia e addirittura dalla Corea. Quindi insieme al debutto dell'orchestra Sardana saremo molto onorati di accompagnare il maestro Canino e molto onorati di lavorare anche col maestro Don Raimondo Mameli, quindi ringrazio infinitamente. Questa è la prima tappa del 2023 della Casa Rosa, le altre quali saranno? Allora, le altre saranno quelle, come dicevo prima, dei primi appuntamenti legati sempre al Festival della lettura sociale, e poi a fine anno la rassegna affronterà una tematica legata alle donne del Medioevo e quindi prenderà una piega totalmente diversa. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid. Ogni giorno è una nuova avventura. Scopri l'ibrido Toyota più avanzato di sempre. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Candlelight, un nuovo modo di ascoltare la musica circondati da tantissime candele. Si tratta di eventi musicali che consentono a tutti di rivivere le più grandi opere della musica classica e moderna in un'atmosfera intima. Dai Queen ai Coldplay, passando per Ludovico Einaudi e il maestro premio Oscar Ennio Morricone. Il Lazzaretto di Cagliari, il suggestivo edificio storico a 2 passi dal mare nel quartiere Sant'Elia, sulle pendici del colle di Sant'Ignazio, è stato il luogo ideale per un evento così evocativo, illuminato solo dal bagliore di migliaia di candele, creando così un ambiente rilassante e romantico quasi da sogno, sulle note del pianoforte del maestro Morelli. Buonasera, bentornati. Ci siamo spostati al Lazzaretto di Cagliari, la nota località dove già da diversi anni avvengono eventi culturali. E stasera vogliamo presentarvi il Candlelight. Iniziamo col farlo con il maestro Luca Morelli, che con la sua bellezza, perché lei dice che trasporta la bellezza con la sua musica. Sì, diciamo che faccio del mio meglio per poter essere diciamo così, vicino alle emozioni delle persone, cercando di andare incontro a loro, e questo lo facciamo cercando quello che abbiamo dentro e cercando di portarlo fuori, esattamente come facevano i Queen, a cui è stato dedicato il tributo questa sera. Gli altri tributi vanno dalla musica classica a quella contemporanea, ma quanto è importante, soprattutto oggi per i giovani dove c'è una musica molto più commerciale, farsi un po' accompagnare dalle note del suo pianoforte? È importante perché i giovani con curiosità ascoltano il pianoforte, che è uno strumento che ha più di 300 anni e che affascina sempre per la sua completezza dal punto di vista armonico, perché contiene tutte le note, dalle più gravi alle più acute, e soprattutto la possibilità di poter essere, diciamo, considerato una piccola orchestra, perché al suo interno si hanno tutte le armonie. E soprattutto con la musica contemporanea, quella che anche scrivo io, i ragazzi, i più giovani sono sempre incentivati, anche perché è più, diciamo, anche abbordabile rispetto alla musica classica, un po' più semplice,
sono più invitati, sono più, diciamo così, incuriositi nell'accostarsi allo strumento. Maestro, abbiamo visto il pubblico rapito sulle note della sua musica, ma soprattutto anche a fine spettacolo un'empatia che è quella classica, il gioco di parole che accade ad ogni concerto, però c'era un quid in più. Io cerco di essere semplicemente me stesso, quindi se tu dovessi conoscere Luca è così, e quindi quando salgo sul palco ovviamente cerco di combattere la timidezza che tutti abbiamo, ma che come sa chi viene dal teatro è importante, è quell'energia che poi ti permette di aprire la tua sfera delle emozioni e poi di provare a trasmetterle agli altri. E rispetto alla mia musica sono molto felice ogni volta che eseguo un tributo, per cui ringrazio e ringrazierò sempre Candlelight e Fever. Sono molto felice di poter eseguire anche la mia musica, che devo dire solitamente viene accolta nel modo giusto, nel modo che mi rende felice più di ogni altra cosa. Il progetto Candlelight ha girato per il mondo, questa sera è a Cagliari, ma le chiedo, c'è un posto segreto dove lei vorrebbe suonare? Se potessi vorrei suonare in Campania, che è la terra da cui deriva la mia famiglia, e questo non è ancora avvenuto, ma spero avverrà. E poi anche all'estero mi piacerebbe. Per esempio una delle mie città preferite è Parigi, mi piacerebbe moltissimo, chissà. E allora con questi auspici e qui da Lazzaretto vediamo le immagini del nostro Antonio Carta. Ancora una volta per ridere là fuori se la gente ci sta, quando a biglietti venuti rimani in tuo cuore volesse sapere, però vi tengo vicino forse perché mi va bene, rispondo non ti preoccupare, non come scende ogni cosa che sta attorno a me. Domani sarà protagonista al Teatro Antico di Taormina e nel fine settimana ha fatto registrare il tutto esaurito al Forte Arena con il suo spettacolo Dove c'è il sole tour, unica tappa in Sardegna. Parliamo di Gigi D'Alessio che quest'estate festeggia i 30 anni di carriera e i 27 milioni di dischi venduti nel mondo. Prosegue all'insegna del successo anche la stagione di concerti sotto le stelle 2023 allestita nel teatro all'aperto da 5.000 posti del prestigioso resort di Santa Margherita di Pula. Ti potrei raccontare 1000 storie finite dove si era giurato amore per l'eternità, ma è bastato uno sguardo nuovo per capire che sotto al cielo c'è qualcuno che ha voglia di carezze come te. Quanti amori nascono così, arrivano come quei venti caldi d'Africa del Nord e riscaldano tutto il freddo chiuso dentro te e ti lasciano crescere e decidere. Oh sai, attacca su pupille catene, che sti pochi salate l'amore, a così tutte va su tutti non fermessero mai. Assai, io te voglio giù assai, assai. Grazie! Io l'amerò fino alla morte, nella buona cattiva sorte. L'amerò fino alla morte, fino alla morte, fino alla morte.
Tiziano Ferro, che al Forte ha concluso il lungo viaggio per l'Italia, iniziato il 1 gennaio con il suo TZN 2023. Con un gran finale dove un coro da stadio lo ha accolto in una location eccezionale tra la foresta di Piscina Manna e il mare cristallino della costa sud-occidentale della Sardegna, e proprio da lì sono iniziate le vacanze del cantante di Latina. Nel frattempo è calcio al biglietto per l'arrivo nell'isola di Checco Zalone con il suo attesissimo nuovo spettacolo Amore più IVA. Sono in programma 12 tornei, suddivisi per le categorie maschile e femminile, con un montepremi complessivo di $300.000 per il tradizionale torneo d'autunno che si disputerà nelle 6 settimane che vanno dalla metà di settembre a fine ottobre. Sono già centinaia gli iscritti in arrivo da tutto il mondo per un prestigioso appuntamento riconosciuto dalla Federazione Internazionale. Un importante trampolino di lancio che anno dopo anno richiama sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula i giovani atleti desiderosi di potersi inserire nel circuito del tennis professionistico. Nella precedente edizione, a cui si riferiscono le nostre immagini, sono sbarcati in Sardegna da Stati Uniti, Australia, India e Sud America. Tanti grandi campioni, sia italiani che stranieri, che negli anni hanno scelto di partecipare ai tornei ITF organizzati nei campi del Sport Academy di Santa Margherita di Pula. Tra questi Sinner, Berrettini, Sonego e Musetti, che sono cresciuti nel torneo organizzato con il patrocinio dell'assessorato regionale del turismo sulla costa sud-occidentale. Senza dimenticare il prestigioso appuntamento sportivo del Forte e anche una straordinaria opportunità per i giovani tennisti desiderosi di entrare nel circuito del tennis professionistico, come nel caso della giovane promessa Lorenzo Carbone, classe 2006, promettente allievo nella scuola di Riccardo Piatti, coach di fama internazionale che vanta nella sua scuderia giocatori come Djokovic e Sinner. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta.
Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR. Il nuovo palazzetto dello sport oristanese vive un'estate intensa grazie alle manifestazioni sportive e non che settimanalmente ospita. Questa volta però ha giocato pesante e dalla collaborazione tra la società Oristano Basket, che gestisce la struttura, e la scuola di danza Artist Project, ha organizzato una 5 giorni full immersion dedicata alla danza. Questo palazzetto è meraviglioso, abbiamo fatto 5 giorni, non 3, immersi nella danza con uno studio professionale per i ragazzi che è della nostra città, della nostra scuola, in confronto con i ragazzi che vengono da altre realtà dove studiano in grosse accademie e dove già lavorano come professionisti nel campo dello spettacolo. Noi vogliamo unire i nostri ragazzi con questi ragazzi perché così vengono stimolati per poter lavorare, perché no, seguire forse in futuro anche questo mestiere. Questo è stato un esperimento e mi sembra che è andato benissimo. A dicembre ce ne sarà un altro. Sì, a dicembre ce ne sarà un altro molto più grosso, cercando di introdurre all'interno di questo laboratorio, di questo stage, anche tutti gli altri ragazzi del nostro territorio, di Oristano, ci sono tante scuole ad Oristano, ma anche della Sardegna, in modo da poter fare un grande evento unendoci in un lavoro che nasce naturalmente dalla passione e sicuramente per un futuro anche un lavoro, perché no? Ospiti, ma anche insegnanti, giudici e coreografi di fama nazionale, impegnati a gestire tantissimi giovani appassionati che hanno riempito la struttura. Io amo da tanti anni la Sardegna, quindi il fatto di organizzare con Caterina questo stage a Oristano veramente mi ha riempito di gioia. Io già venivo da Artist Dance Project, ogni tanto faccio degli incontri annuali nella scuola di Caterina e quindi abbiamo pensato quest'anno di organizzare questo laboratorio stage insieme. Quindi ripeto, la Sardegna è nel mio cuore per sempre, anche se io sono milanese, ma la amo infinitamente. Ascolta, dopo di questo diamo un'idea di uno sbocco che potrebbe portare questi incontri, che diciamo ce n'è uno adesso ma ce ne sarà uno anche a dicembre. Certo, sì, ce ne sarà uno anche a dicembre, perché ci piacerebbe valorizzare ovviamente anche tutte le potenzialità che hanno questi ragazzi. Quindi io che giro spesso, io e i miei colleghi che giriamo spesso per stage, per giurie, abbiamo visto che qua c'è del talento sardo e quindi ovviamente aiuteremo a valorizzare questo talento sardo. Tra l'altro i ragazzi sono stati anche in contatto con i nostri assistenti, che sono dei danzatori già avviati, cioè fanno già il lavoro di danzatore, e quindi anche per loro è stato un bel esempio, e vediamo se tra alcuni di loro, quelli giovani, sarà una strada da seguire. Credo di sì, perché io ne ho già visti che diventeranno lavoratori dello spettacolo come siamo noi.
Una mission, un progetto, ma anche un sogno che Caterina Urro ha sempre tenuto nel cassetto e che adesso ha mosso il primo passo con l'evento che si è concluso nella serata di domenica. Si è trattato di un primo appuntamento, un test, una prova generale di quanto più in grande potrà essere ripetuto a dicembre, quando sempre nella struttura oristanese verranno chiamate a raccolta tutte le scuole di ballo della Sardegna. Marco Bebbu, quindi non si può sbagliare. No, vabbè, di origine sarda, orgogliosamente sardo, purtroppo non sono nato qua, ma ci vengo ogni estate, sia per lavoro e sia per le occasioni come questa. Qui Artist Project, devo dire un programma molto bello, abbiamo trovato delle persone molto disponibili, un'accoglienza sarda che io conosco molto bene, ma qua si è riconfermata, e delle persone molto interessate a questo lavoro, dei talenti, una bellissima energia, un grande lavoro con questi ragazzi che cresceranno sicuramente, speriamo di portare avanti anche per l'anno prossimo, un progetto anche più grande perché lo merita. Che possibilità ci sono, tradotto in mondo lavorativo, che questi primi passi possono dare un impulso e poi poter arrivare a farne un'attività, poi voi come coreografie, voi come direzione artistica, voi come ballerini veri e propri? Beh, sicuramente avere un approccio molto più professionale, anche in realtà più piccole, come questa della Sardegna, sono importanti, dove i ragazzi vedono anche con un lavoro un po' più strong, un po' più duro, con tante ore comunque di lavoro, si rendono conto di cosa voglia dire lavorare, fare veramente questo come professione. Questo devo dire che sarà sicuramente un punto di partenza, la costanza, la tenacia, il lavoro sulle ore, non una semplice lezione, ma veramente un programma strutturato in una giornata intera e anche in una settimana. Una colossale reunion dove personaggi di livello nazionale e internazionale, tra ballerini, professionisti, coreografi e giudici, seguiranno e selezioneranno giovani talenti che potrebbero poi trovare anche uno sbocco professionale nel mondo della danza. Fai parte di questo staff di persone che parlano di danza, parlano anche di una danza un po' particolare. Infatti, se inquadriamo i tuoi piedi, vediamo che c'è una cosa che si stacca un pochino. È molto difficile, cioè è più difficile trovare uomini maschi che fanno la danza classica o il balletto o qualunque forma di ballo. Allora, diciamo che al giorno d'oggi non è così difficile, per fortuna. Ci vuole solo un po' di coraggio, cioè ballare sui tacchi è anche una forma di protesta, una forma di sicurezza e devo dire che ad oggi per fortuna è molto più semplice trovare degli uomini che ballano sui tacchi magari rispetto a qualche anno fa. Molto anche più difficile. Sì, è difficile, ma con un po' di studio non è impossibile, ecco. Come si chiama questo tipo di danza? Heels. Che è tradotto in lingua italiana? Tacchi. Tacchi, ok, perfetto. Cosa ti è sembrato di trovare qui? C'è materiale umano? Allora sì, devo dire che l'impatto è stato molto bello e propositivo rispetto anche alle ragazze che hanno lavorato insieme a me 5 giorni. E io sono molto molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e devo dire che materiale ce n'è. Avere più tempo sicuramente si potrebbero fare molte più cose. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità.
E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, lo facciamo di rigore con la novità di un cagliaritano che è balzato al vertice dei costruttori della piccola e media industria. Parliamo dell'ANIEM e parliamo di un nostro amico che già era vicepresidente di questo settore che riguarda l'edilizia, un comparto che è fondamentale per la nostra regione. Del Piano, grande soddisfazione? Beh sì, indubbiamente è un riconoscimento che insomma in qualche modo mi inorgoglisce sia per il lavoro svolto personalmente ma soprattutto il lavoro svolto dalla nostra territoriale di Confapi Sardegna che insomma ha mostrato veramente negli anni di essere cresciuta tanto e quindi questo è un riconoscimento non solo personale ma credo che a tutta la categoria e a tutta la territoriale di Confapi Sardegna. Quando parliamo di piccola e media impresa e di Confapi che ha festeggiato recentemente mezzo secolo di attività, parliamo di una fetta importante dell'economia regionale. Beh sì, sicuramente le nostre piccole imprese sono in crescita, aumentano, diciamo che forse il numero non è tanto in crescita il numero delle aziende perché c'è stata una crisi come tutti sappiamo anche col Covid che ha portato alla chiusura di diverse aziende, però quelle diciamo le nostre sono cresciute in fatturato e questo è un segnale molto importante. La Confapi Sardegna raggruppa vari settori merceologici perché siamo sottoscrittori a livello nazionale di 13 contratti nazionali e quindi partiamo dalla metalmeccanica all'edilizia appunto fino ad arrivare ai servizi, quindi varie categorie informatiche, ai servizi di ogni genere, turismo e quindi una compagine abbastanza ampia dell'economia sarda. Mi tolgo una curiosità, ha parlato di turismo. C'è questo confronto tra il settore alberghiero, Federalberghi, e il responsabile del comparto per quel che riguarda l'assessorato regionale che va a controllare il mercato delle vacanze. Da una parte si parla di stagione da record, dall'altra si dice c'è stata una forte flessione nel mese di luglio. Che cosa vi raccontano in Confapi i vostri iscritti? Sì, sono dati contrastanti in effetti.
Io credo che in effetti noi lo vediamo anche dal numero degli arrivi, delle partenze, arrivi e partenze all'aeroporto di Cagliari, che danno invece dei segnali molto importanti, molto confortanti. Il luglio è stato superiore rispetto al luglio 2019, che diciamo è il punto di riferimento, è l'anno di riferimento perché è stato l'anno... Si parla di 600.000 transiti. Assolutamente, e quindi sono sicuramente contrastanti. D'altra parte appunto c'è l'associazione degli albergatori che lamenta invece un forte calo. Io credo sicuramente è aumentato molto l'extra alberghiero e quindi questo ha mangiato diciamo, molto dal settore classico alberghiero. Quindi forse una risposta può essere quella, d'altra parte non credo che sia un aumento invece, come qualcuno sostiene, del nero, perché diciamo che tutta quella parte relativa alle case in affitto secondo me si è regolarizzata molto, soprattutto grazie all'avvento dei bed and breakfast e degli affittacamere che oggi sono regolamentati. E quindi io credo che sia proprio uno spostamento del tipo di turismo che sta avvicinando alla Sardegna. Le faccio una domanda relativa al fatto che è anche amministratore di Sogair, la società di gestione dello scalo cagliaritano. Voi avete già anche i numeri, la prospettiva del mese di agosto e pare che sarà da record anche questa. Sì, no, come dicevo prima abbiamo dei dati confortanti, l'aeroporto di Cagliari sta performando molto bene, stiamo migliorando molto anche come efficienza dell'organizzazione dell'aeroporto, abbiamo avuto grosse criticità dovute dopo la ripartenza della pandemia che è stato comunque, anche se non ha mai chiuso l'aeroporto di Cagliari, però chiaramente c'è stato un calo di attività e anche, devo dire, poi abbiamo scontato dei disservizi. Oggi sta migliorando tanto, è migliorato moltissimo, appunto si presume che quest'anno dovremmo superare il 2019, appunto, che come dicevo prima è il punto di riferimento. D'altra parte c'è sicuramente una politica dei trasporti, una politica dei vettori aerei che invece ci crea grossi disagi perché ci sono molti ritardi, deficienze sulla continuità territoriale, quindi questo un po' lo scontiamo, però ripeto i dati che abbiamo oggi sono molto confortanti, su questo noi dobbiamo lavorare e certamente sviluppare il nostro aeroporto. Ritorniamo all'ANIEM che chiama il suo nuovo presidente a un momento di grande responsabilità. C'è da collaudare il nuovo codice degli appalti. Il superbonus è andato a spegnersi, ma all'orizzonte si vedono nuove opportunità come quello dell'adeguamento alla transizione energetica. Le case dovranno essere ristrutturate e organizzate per avere un minore impatto sull'ecosistema. Sì, dunque abbiamo sicuramente, affrontiamo un periodo che sarà molto complesso per il nostro settore, è un periodo già complicato perché usciamo appunto da una fase che ha visto prima la creazione dello strumento dei bonus che ha creato da un lato una grande ripresa, un rilancio e grandi aspettative nel settore e nelle nostre aziende. D'altra parte poi dopo è andato, come dice bene lei, è andato a spegnersi, ha creato più disagi alla fine che vantaggi, che benefici. Quindi questo sicuramente avrà dei contraccolpi enormi, su questo dovremo lavorare. Abbiamo un settore che è in completa trasformazione, sicuramente. Il codice degli appalti è un elemento importante perché tutta la parte che transita sui lavori pubblici è una fetta importantissima del nostro settore e sicuramente dopo quello che è avvenuto con i bonus si ritrasferirà molto lavoro diciamo, dal privato al pubblico. Tra l'altro aspettiamo con grande interesse il PNRR, anche lì ci sono forti preoccupazioni perché abbiamo paura che il nostro apparato burocratico non sia altamente preparato a supplire a quelle che saranno le esigenze che richiede il PNRR, quindi una grossa preoccupazione viene anche da lì. D'altra parte è vero anche ci sono quello che detta giustamente l'Europa, cioè sull'efficientamento energetico degli edifici e noi avevamo già iniziato questo percorso con i bonus e appunto però è stato organizzato
talmente male che ha creato poi dei disagi enormi. E d'altra parte il patrimonio edilizio italiano è molto carente da questo punto di vista e quindi si dovrà fare tanto. In passato appunto con i bonus invece abbiamo visto che quelli che sono riusciti poi a usufruirne spesso sono quelli che avevano meno di queste problematiche. Diciamo che invece il patrimonio edilizio, anche quello di medio livello e quello anche popolare, è quello che richiede maggiormente necessità di essere affrontato in questi termini. Quindi vedo un periodo molto complesso e abbiamo delle sfide davanti difficili e certo questo comporterà un grosso impegno anche per me e per i miei collaboratori di giunta. Presidente Del Piano, siamo alla conclusione, stanno per partire i titoli di coda. Di rigore una domanda che riguarda l'impegno del nuovo Presidente a ricucire i rapporti con le banche, con il mondo del credito e quello dell'edilizia. Beh, sicuramente il mondo dell'edilizia ha bisogno del mondo creditizio, ovviamente, è un grande bisogno, e non soltanto poi l'imprenditoria edile, ma tutta quanta in generale. C'era una certa chiusura nei confronti. C'è una certa chiusura perché c'è sempre stata una diffidenza, diciamo, da parte del sistema creditizio nei confronti delle imprese edili. E sicuramente poi le modifiche, gli ultimi parametri per l'accesso al credito hanno reso questo ancora più difficile. È un tipo di attività, quello dell'edilizio, che richiede molto impegno finanziario, sia il pubblico che il privato. E quindi sicuramente va rivisto, ma secondo me anche quello va modernato, come adesso non abbiamo certamente il tempo, ma anche la parte che riguarda il lavoro e quindi i rapporti sindacali, gli enti bilaterali su quali bisogna poi intervenire per poter migliorare le condizioni di lavoro dei nostri lavoratori, e col credito, col sistema creditizio, perché bisogna certamente, ma io credo che bisogna veramente trovare delle formule nuove. Io so che tra le caratteristiche del nuovo presidente nazionale di ANIM c'è quella di aver sempre mantenuto un momento importante di dialogo con il sindacato. Beh, è fondamentale nel nostro settore, come certamente tutti i settori, ma il nostro settore appunto ha delle peculiarità tali che è fondamentale il rapporto col sindacato, che non può essere sempre ovviamente idilliaco. Ci sono anche momenti di contrasti forti, però è alla base della contrattazione, e credo che però poi dopo alla fine si riesce a trovare, a fare sintesi, e quello veramente crea le condizioni per il nostro settore, per i lavoratori che in questo momento soffrono tantissimo, perché i salari sono ancora bassi e con quello che è successo, l'aumento dell'inflazione, il costo della vita è aumentato. Quindi abbiamo anche per questo difficoltà a trovare personale, perché oggi il personale preferisce, piuttosto che impegnare la propria vita lavorativa all'interno di un'impresa, sapere che lo stipendio di cui potrà godere è quello diciamo standard, e non poter vedere momenti di crescita, quindi alla fine preferisce, come si dice in gergo, arrangiarsi piuttosto che impegnare così la vita, starsene magari anche più a casa con la famiglia e cercare poi dei lavori che gli permettano di sopravvivere, piuttosto che stare lontano dalla famiglia, dedicare tutto il tempo al lavoro e non avere poi le condizioni per poter sopravvivere. Grazie davvero. Del Piano, adesso devo solo preannunciarvi che la prossima puntata, che sarà quella di Ferragosto, sarà una puntata veramente speciale, con una sorpresa in esclusiva che riguarda Panorama Sardo e Tele Sardegna. A fra 7 giorni. Grazie Del Piano. Grazie a voi. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu. Vini nuovi da terre antiche.
Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.